I tir sono fermi ai bordi della strada, nei pressi della rotonda Giunone, nel cuore della Valle dei Templi. Alcuni camionisti sono seduti al posto guida, dentro l'autocarro, al riparo dalla pioggia e dal freddo. Altri sono di turno in strada a protestare, a rallentare il traffico, ad aspettare i giornalisti per sfogare al microfono tutta la loro rabbia. Siamo rovinati, non c'è lavoro, le tasse aumentano. Il gasolio è una cosa esagerata. Noi che abbiamo un'attività, che facciamo movimento terra, ci dicono che siamo mafiosi, ma la vera mafia sono loro, perché non mettono lavoro, non fanno niente, dicono forza ai giovani, ma quale forza ai giovani? Rimarrete qui fino a quando? Rimarremo qui fino a quando non abbiamo ottenuto qualche cosa. Cosa chiedete? Chiediamo diminuzione delle tasse, diminuzione del gasolio, diminuzione dei pagamenti, perché ci pagano a 6 mesi forse, dobbiamo anticipare IVA, dobbiamo anticipare gasolio, dobbiamo anticipare operai, se non paghiamo le tasse, se non paghiamo i contributi non ci fanno i bonifici, cioè siamo con l'acqua al collo. Continua la vostra protesta? Continua, finché non si risolve qualcosa, continua. Speriamo che per il bene di tutti si risolverà qualche cosa. Non ho altro da dire. Cosa sperate di ottenere con questa protesta? Anzitutto quello che si dice, abbassare il gasolio, perché è la prima cosa, per il bene di tutti. E poi tutto quello che viene appresso, perché io penso che interessa a tutti, dal contadino al dottore, all'ingegnere, all'imprenditore. Penso che nessuno può dire che questo sciopero non gli farà, se otteniamo qualcosa, bene anche a loro. Come rispondete a chi sostiene che dietro questa protesta vi potrebbe essere la mafia? Quello che vogliono dire dicono, l'importante è uno avere la coscienza a posto e fare il suo lavoro onestamente. E quando c'è una cosa di questa, partecipare dignitosamente e cercare di dare una mano a tutti. Per 50 anni che faccio il movimento terra e la pasta mi posso accattare, no pane, pasta non ne posso accattare più. Perciò con la mafia c'è, la mafia da fame c'avevamo qua. Il traffico veicolare ha subito notevoli rallentamenti, lunghe code di mezzi in entrata e in uscita da Agrigento. Il presidio è stato sorvegliato dalle forze dell'ordine, polizia stradale e vigili urbani. In strada sono scesi anche gli alunni di alcune scuole della città per appoggiare la protesta di Forza d'Urto. Il fronte, composto soprattutto dagli agricoltori riuniti nel movimento dei forconi e dagli autotrasportatori dell'AIAS. Gli studenti annunciano una protesta d'oltranza, almeno fino a quando non saranno accolte le richieste dei siciliani per frenare la crisi ed il caro vita.